Nel giorno in cui la tassa di sbarco per i giornalieri a Venezia arriva in aula di Montecitorio, il monito del governatore Luca Zaia non diventi un modo per impedire ai poveri di visitare la città. La proposta della storica associazione di residenti Venezia.com, sia la tassa ma non al ticket d'ingresso, meglio un bollino come quello in vigore lungo le autostrade dell'Austria. Dopo la tragedia di Corinaldo, spray il peperoncino vietato a Capodanno in tutte le piazze di Venezia e terraferma, torna anche il proibizionismo alcolico nell'ordinanza del comandante Agostini. Incidente stradale questa notte a Mestre, auto piomba dall'alto su un mezzo della polizia locale dopo un volo di diversi metri, tra le persone gravemente ferite, tra cui 2 agenti. Indagini in tutta Italia della Polizia Postale Veneta su un giro di materiale pedopornografico distribuito via internet, foto e video di bimbi abusati, perquisita a casa e ufficio di un 43enne veneziano. I pensionati veneti manifestano a Venezia contro il blocco alle rivalutazioni previsto dalla manovra. Siamo stanchi di pagare per tutti, il governo manca di rispetto agli anziani. Ha registrato il pienone al suo debutto a Jesolo, la fabbrica della scienza, esposizione scientifica e divulgativa che ha incantato grandi e piccini. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Lo avete dunque sentito dai titoli. Nel giorno in cui la tassa di sbarco per i turisti giornalieri a Venezia arriva nell'aula di Montecitorio, il presidente veneto Luca Zaia rompe il silenzio sul provvedimento. Mentre la tassa di sbarco per i turisti giornalieri a Venezia va verso l'approvazione insieme alla manovra finanziaria, dalla Laguna arriva il monito del governatore Luca Zaia. Non diventi un sistema per discriminare i turisti in base al reddito. Già a me il termine tassa mi fa venire l'urticaria, però, è bene dire una cosa, bisogna vedere quale sarà la mole di questa tassa, no? Perché se sono 50 centesimi, un euro è una roba, se sono 20-30 euro vuol dire che Venezia la visiteranno solo i ricchi. L'unica mia preoccupazione è che i ragazzi, i giovani, i disoccupati, i precari, tutte le persone che non hanno denaro a sufficienza da spendere in bagordi possano comunque avere accesso alla città. Per il resto, concede il governatore, comprendo le ragioni che hanno portato all'approvazione di questo provvedimento, ma non va dimenticato che patrimonio dell'umanità significa di tutti e non solo di chi si trova in una situazione economica di vantaggio. La città è un museo, è giusto che sia rispettato, è giusto che si paghi un obolo perché comunque c'è un tema di pulizia, c'è un tema di ordine, di decoro e sono assolutamente in linea col sindaco con questo. Spero vivamente che però l'accesso con questa tassa sia una tassa molto accessibile a tutti, perché se finisce che uno deve risparmiare un anno per riuscire a visitare Venezia un'ora, allora vuol dire che non funziona più. E la questione della tassa di sbarco continua a far discutere in città. Dopo le riflessioni del gruppo 25 aprile arrivano quelle della storica associazione di residenti Venezia.com. Non possiamo fare come Gardaland e mettere l'entrata alla città, è una città, cioè non si può fare un baracchino per entrare e pagare il biglietto. Sia la tassa di sbarco, ma non nella forma di un biglietto d'ingresso in città. La solomonica soluzione proposta dalla storica associazione di residenti Venezia.com è quella di un bollino simile alla vignetta in vigore lungo le autostrade austriache. Quel bollino che compri quando devi passare, stazionare in Austria e lo devi pagare obbligatoriamente, e questo diventerebbe una sorta di carta d'identità temporanea per il visitatore, che poi naturalmente dovrebbe usufruire dei servizi che la città dovrebbe dare. In questo modo, suggeriscono dall'associazione, si eviterebbe il messaggio negativo legato all'immagine dei tornelli, mantenendo il sacrosanto principio di una tassa per i giornalieri. Le misure per gestire questo fenomeno sono chieste e auspicate dai veneziani da anni. Noi sappiamo benissimo che i pernottanti che pagano la tassa di soggiorno sono solo 3-4 milioni, mentre i giornalieri sono 20-30 milioni, adesso non lo so, e il 70% del fatturato viene portato solamente dai pernottanti. Spray al peperoncino vietato per il Capodanno in piazza San Marco, ma anche in gran parte del centro storico veneziano e nelle piazze di Mestre e Marghera. L'ordinanza firmata poche ore fa dal comandante dei vigili Marco Agostini prevede una multa fino a 500 euro per chi sia trovato in possesso di una bomboletta dalle 19 del 31 dicembre al 6 del mattino successivo. L'obiettivo, dichiarano dall'amministrazione, è garantire un ordinato svolgimento degli spettacoli, consentendo a tutti di divertirsi in sicurezza
Torna negli stessi orari anche il divieto di vendita e trasporto di alcolici in bottiglie di vetro. Alle 2 ordinanze firmate sempre in giornata prevedono la possibilità di istituire il divieto di transito in Piazzale Roma e sensi unici nelle calli in caso di afflusso eccezionale. Siamo alla cronaca, agghiaccianti le immagini dell'incidente stradale che questa notte a Mestre ha visto coinvolti 2 agenti della Polizia Municipale, entrambi gravemente feriti. La tragedia improvvisa poco dopo le 22 sul cavalcavia del Terraglio, a poca distanza dall'uscita castellana della tangenziale di Mestre. 3 i feriti nel pauroso schianto che ha visto una Fiat Stilo piombare dall'alto su un'auto di pattuglia della polizia locale dopo un volo di diversi metri. Il più grave è il conducente della Stilo, ricoverato in rianimazione nel vicino ospedale dell'Angelo. Pesanti i traumi e le fratture riportate dai 2 agenti che si trovavano in servizio a bordo dell'auto. Nessuno dei 2 fortunatamente è in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno dovuto faticare non poco per estrarre le 3 persone dalle lamiere utilizzando il divaricatore idraulico. Poi i feriti sono stati consegnati al personale del SUEM accorso sul posto. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. A perdere il controllo del suo mezzo sarebbe stato il guidatore della Stilo, che per cause ancora da chiarire si è scontrata con un camion per poi capovolgersi e finire addosso all'auto dei vigili. Ed ancora a cronaca, 5 persone sono state indagate per detenzione di materiale pedopornografico nell'ambito di un'operazione condotta dalla Polizia Postale a Venezia e in altre 5 città italiane. L'indagine coordinata dalla Procura di Venezia ha visto circa 50 agenti impegnati nelle perquisizioni di computer, telefoni e hard disk di 5 indagati, tra cui un riminese il cui computer conteneva migliaia di foto e filmati di bambini sottoposti ad abusi indicibili. Nella città metropolitana sono state perquisite l'abitazione ed il posto di lavoro di un 43enne residente in un paese. La polizia vi ha trovato diverse foto di minori in pose esplicite. Curiosando tra i banchi di un mercatino, un'imprenditrice di Trebaseleghe ha notato dei preziosi lampadari spariti dalla sua azienda. Vediamo. Una sorpresa per niente piacevole, quella fatta dalla titolare di una ditta di Trebaseleghe al mercatino dell'antiquariato di Piazzola sul Brenta. Sul banco di un espositore ha trovato i lampadari in vetro di Murano rubati nella sua azienda. Dalla ditta, nota per la produzione di lampadari, erano spariti infatti alcuni preziosi manufatti. L'indagine però aveva portato ad un nulla di fatto, non c'erano infatti riscontri oggettivi, solo sospetti, fino a quando la titolare, curiosando tra le bancarelle del celebre mercatino, ha notato i lampadari spariti dall'azienda. Allertati subito i carabinieri, è emerso che l'ignaro ambulante li aveva acquistati su internet. Gli uomini dell'arma sono quindi risaliti a un 25enne dipendente dell'azienda. I carabinieri di Chioggia hanno multato per 2.000 euro e sequestrato prodotti ittici per 1.500 euro al comandante di un peschereccio perché pescava illegalmente. L'equipaggio di una motovedetta della compagnia di Chioggia ha avvicinato l'imbarcazione per un controllo di routine. I militari hanno trovato 3 borsoni pieni di fasolari, caratteristici molluschi in quella zona della laguna, per un peso complessivo di circa 1 quintale. Il materiale era privo di etichettatura e documentazione sanitaria atta a stabilirne la provenienza. Sono quindi scattate le sanzioni del caso. Tra le voci più critiche verso la manovra finanziaria in corso di approvazione è quella dei pensionati veneti che questa mattina hanno manifestato per le calli di Venezia. Vogliamo l'adeguamento delle nostre pensioni perché purtroppo manteniamo anche i giovani disoccupati. Forza, il prefetto ci guardi! 500 pensionati veneti dei 3 sindacati confederali sono arrivati in mattinata in campo San Maurizio, a Venezia, per protestare contro il blocco delle rivalutazioni delle pensioni sopra i 1.500 euro lordi inserito dal governo nella manovra finanziaria. Sono circa 3 miliardi in meno di spesa pensionistica per pensioni per appunto medio-basse, con i quali dei poveri finanziano altri poveri. Quindi il governo di fatto ha programmato quella che è la perdita d'acquisto del potere delle pensioni medio-basse per i prossimi anni, quindi ci ha fatto un bel regalo e su questo regalo ovviamente i pensionati italiani non ci stanno. In Veneto sono oltre 400.000 i pensionati colpiti dal provvedimento, circa un terzo del totale. L'accordo col precedente governo, ricordano, prevedeva la piena rivalutazione di tutte le pensioni dal 1 gennaio 2019, dopo 8 anni di blocco. Questo governo si rimangia la parola e racconta ai cittadini che sta tagliando le pensioni d'oro.
Usano questo slogan per sottrarre delle risorse alle pensioni medio-basse. Ancora una volta la fiducia dei pensionati italiani viene tradita, protestano. Ancora una volta siamo noi a pagare il prezzo più alto della manovra con una scelta profondamente ingiusta. Un furto legalizzato e una mancanza di rispetto nei confronti delle persone anziane. Non siamo d'accordo, quindi chiediamo un tavolo di confronto, ma soprattutto abbiamo rappresentato che impoverire i pensionati, che sono già quelli che sostengono figli disoccupati o nipoti disoccupati, vuol dire rischiare la coesione sociale del Paese. Ed ora una notizia giunta poco fa in redazione, una persona che è stata arrestata per aver spruzzato dello spray al peperoncino a Venezia, ma sentiamo tutti i particolari da Tommaso Stoppa che è proprio sul posto. Tommaso, buonasera. Sì, eccoci qui Daniela, intanto ti devo correggere perché le notizie si susseguono in modo abbastanza rapido, è qualcosa che è successo non più di un'ora fa. Nessuno è stato arrestato, ma c'è una denuncia per interruzione di pubblico servizio e per porto di oggetti atti a offendere per un 59enne veneziano. Quello che è successo è che questo 59enne si trovava all'imbarcadero delle zattere della linea 51 dei vaporetti e al momento di salire sul vaporetto ha avuto un alterco con un marinaio di 30 anni, alterco che si è concluso proprio con il 59enne che ha tirato fuori una bomboletta di spray al peperoncino e l'ha spruzzata in faccia. Per fortuna sul posto era presente un carabiniere libero dal servizio, quindi un borghese che è prontamente intervenuto ed è riuscito a bloccare questo aggressore prima che i danni fossero troppo pesanti sia per la vittima che per le persone intorno, perché insomma la situazione era abbastanza di folla. Questa persona è stata quindi denunciata, il vaporetto è stato fermato, questo marinaio è stato ricoverato in ospedale e quindi si è reso necessario il trasbordo di tutti i passeggeri sul nuovo vaporetto e quindi una bel parapiglia. Tutto ciò è avvenuto circa un'ora fa, proprio nel momento in cui il comandante della Polizia Municipale Agostini stava firmando, ironia della sorte, l'ordinanza che vietava l'uso di spray al peperoncino proprio a Venezia in occasione del Capodanno. Grazie davvero, grazie Tommaso, ovviamente vi forniremo ulteriori aggiornamenti su questa notizia nel corso delle prossime edizioni di questo telegiornale. Ed ora invece andiamo avanti, è un giudizio in chiaroscuro quello del sindaco veneziano Luigi Brugnaro sulla manovra finanziaria e i piani del governo per il 2019. Sentiamo. L'autonomia verso Roma è importante, l'autonomia verso Roma io spero che Zaia riesca a portare a casa questo grandissimo successo per tutta la nostra regione, anche lì probabilmente il provvedimento sarà anche per altre regioni, mi auspico anch'io, ma non c'è dubbio che il Veneto su questo, i cittadini del Veneto con questo Presidente hanno dato un segnale forte all'Italia, cioè un'Italia federale quantomeno in qualche modo, adesso si vedranno i provvedimenti, mi trova totalmente d'accordo, è veramente un'idea moderna. Il rilancio economico dell'Italia passa dall'autonomia delle regioni e non dal reddito di cittadinanza, secondo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che spera il 2019 sia l'anno in cui verrà realizzata quella riforma federale del Paese che i territori più produttivi invocano da decenni. Anche così, sostiene il primo cittadino, si danno le risposte che imprese e lavoratori chiedono da tempo e non con le mance o i sussidi. Si sviluppa l'economia, non con la paghetta sociale, ma con le imprese, con la forza del lavoro e i lavoratori e le imprese lo sanno benissimo. Quella è la strada, non la paghetta sociale. Non funzionerà questa cosa, non perché io non voglio che funzioni, sono ben disposto a dire ho sbagliato, guarda, funziona benissimo. Abbiamo dato soldi a tutti e riparte l'economia. Non si tratta di essere contrari al reddito di cittadinanza come strumento di sostegno a chi non ce la fa, puntualizza Brugnaro, ma di rendersi conto che i provvedimenti per far ripartire lavoro e consumi sono altri. In buona fede penso che stiano facendo un provvedimento che probabilmente in parte serve proprio per le parti più misere del Paese che esistono, dimenticate, ma non può essere il provvedimento cardine del rilancio economico. Il rilancio economico, guardate, lo dice l'economia, riparte sulle gambe dei lavoratori, degli artigiani, dei commercianti, delle imprese, dei lavoratori, tutti i lavoratori, anche quelli pubblici. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio ed ora parliamo della fitta nebbia, di un malfunzionamento del radar di terra che ha provocato problemi al traffico aereo sull'aeroporto di Venezia. L'ENAV in una nota
Informa che per queste due ragioni vengono applicate alcune limitazioni al numero di decolli e atterraggi con conseguenti ritardi sia in partenza che in arrivo. Queste limitazioni, applicate secondo procedure standard e precisa lente di assistenza al volo, garantiscono la massima sicurezza delle operazioni sull'aeroporto. ENAV aggiunge che tecnici sono al lavoro per risolvere il problema nel più breve tempo possibile e che comunque quando le condizioni meteo dovessero migliorare verrà ripristinata la normale attività. Ha registrato il pienone al suo debutto a Jesolo la Fabbrica della Scienza, la più grande mostra scientifica per grandi e piccini. La Fabbrica della Scienza a Jesolo è una mostra innovativa adatta a tutta la famiglia, dove troverete oltre 100 macchine interattive dove poter imparare la scienza divertendosi. È la più grande mostra scientifica per bambini e adulti in piazza Brescia a Jesolo, nell'area espositiva di fronte al Palazzo del Turismo. Tra le curiosità, certamente, il generatore elettrostatico di Van der Graaf. I suoi elettroni percorrono tutto il corpo fino a raggiungere i capelli. Ed ecco quel che succede. Divertente nel suo piccolo stupefacente anche la biglia che viaggia sospesa grazie a dei campi elettromagnetici. E la mostra dove è possibile pedalare in compagnia di uno scheletro. E poi per i più curiosi c'è anche il corpo scarnificato. Questo corpo è un corpo reale che viene gentilmente prestato dalla mostra Real Bodies di Milano e quindi i visitatori avranno la possibilità non solo di sperimentare direttamente la scienza con le proprie mani, ma anche di osservare realmente un corpo guardando come siamo fatti dentro. Qui tutti possono provare ed imparare. Provare e riprovare, questo era il motto di Galileo Galilei e qui ovviamente i bambini e gli adulti potranno provare e riprovare le macchine per divertirsi con la scienza. Siamo arrivati quasi al termine, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, ospite in studio Mario Conte, sindaco di Treviso. E questo è davvero tutto, vi lascio ora alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Alta pressione, dunque bel tempo sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto la presenza dell'anticiclone garantirà un tempo per lo più stabile, tuttavia saranno presenti nubi basse, foschie e nebbie, specie sulle pianure centro-meridionali e talvolta anche sulle vallate alpine. Più sole altrove con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra -2 e 1 grado. Valori massimi compresi invece tra 6 e 8 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia e Giulia. Poche novità, la situazione non cambia di molto, anche sulla nostra regione infatti saranno possibili delle foschie o delle nebbie al mattino sulle vallate alpine. Cielo a tratti coperto invece sui settori costieri, più soleggiato a partire dal pomeriggio. Temperature stazionarie con minime tra -1 e 2 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 7 e 8 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque con ampio soleggiamento su tutte le province. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo con poche nubi sparse sui settori della nostra regione, salvo per qualche addensamento innocuo sulle aree meridionali. Temperature minime tra -5 e 4 gradi. Valori massimi compresi invece tra 11 e 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci!